Conegliano si prepara a dare il benvenuto a un nuovo anno accademico ricco di opportunità formative per gli anziani. L'Università Aperta Auser, ubicata presso la Casa delle Associazioni, ha annunciato l'avvio del 23esimo anno accademico con grande entusiasmo. Questa iniziativa, pensata per promuovere la cultura e l'apprendimento tra la popolazione senior, ha registrato un eccellente risultato di adesioni, con quasi 500 iscritti. Ai nostri microfoni la presidente Anna Maria Caligaris. La nostra è un'università l'abbiamo chiamata aperta perché vuole essere aperta sia a persone di tutte le età, quindi non solo gli anziani, anche se ovviamente i nostri corsi di mattina e di pomeriggio sono frequentati soprattutto da persone pensionate, ma non solo, e aperta anche dal punto di vista culturale. Abbiamo impostato la nostra università in modo tale che ci siano proposte molto differenziate e questo consente di accontentare le esigenze di una larga fetta di popolazione di Conegliano o dei paesi vicini. La nostra università propone ogni anno viaggi, sempre culturali, con visite guidate, propone una quantità enorme di laboratori, ormai abbiamo perso il conto, sono più di 30-40 laboratori, sia di lingue che di attività manuali, sia di laboratori espressivi, no? Dal canto al teatro, eccetera, e altri laboratori che riguardano, non so, la psicologia, l'analisi del proprio vissuto e compagnia bella, e poi una serie di incontri culturali, saranno più di 50 pomeriggi dedicati a incontri culturali su temi molto vari. La nostra università non vuole essere un luogo dove semplicemente si trascorre del tempo tanto per fare, ma oltre al grosso aspetto sociale per cui le persone qui trovano l'amicizia, il conforto, la relazione, che consente a molti di superare anche problematiche, dolori, perché insomma molti hanno da superare tante cose della loro vita che non sono proprio rose e fiori, ma c'è anche l'impegno a guardare la realtà con occhio critico, con occhio interessato.